Buonasera, quindi benvenuti alla presentazione del libro Pensieri stupendi di Lucio Lazzaruolo, che è qui accanto a me. E la prima volta che ho sentito la sua voce non era la sua voce, o comunque non era la voce alla quale siamo abituati, ma era la sua musica, la sua e di Raffaele, quindi il notturno concertante. Insomma, parliamo di 20 anni di musica, e quindi 20 anni di note, di melodie che ci hanno fatto star bene. Questo libro nasce, credo, anche grazie a Facebook, sì, come dici tu nella nota, e adesso appunto ce ne parlerai, dirai tu quello, no, che ti ha spinto a farlo, però per concludere la terza voce, quella che oggi incontrate qui, l'autore Lucio Lazzaruolo, io ci tengo a dirlo, ecco, stava accadendo su Facebook qualcosa che spesso accade con la creatività, cioè molte di queste splendide battute, questi splendidi aforismi venivano presi, ma anche con, diciamo, Lucio era felice di questo, e utilizzati in alcuni siti dove ovviamente la battuta, l'aforisma veniva premiato, perché proprio per intelligenza non viene anche pubblicato il Fatto Quotidiano, no? Spinoza, eccetera. Però stava accadendo già qualcosa che danneggia un autore, cioè era anonimo, non veniva fuori. Sì, esatto. Lucio Lazzaruolo. Che Spinoza è un collettivo satirico nel quale praticamente uno lancia un'idea e un altro la perfeziona, eccetera. E che è una cosa bellissima che i social network ci permettono, però già cominciava, lui non era ancora nato come autore e già spariva. Ecco, come ti senti nel ruolo di autore? Cioè, cosa stai scoprendo in questo? Niente, come mi sento come autore? Per me è molto naturale come autore, forse sono immodesto, cioè, mi piace, mi sembra forse un conseguimento logico di quello che faceva in effetti. Posso dire una cosa, mi sento più nei panni di autore di queste cose che addirittura di musicista alcune volte. Mi è più facile fare certe cose che magari essere musicista per alcuni aspetti. E quindi questo libro, questo piccolo libro che è nato grazie all'Istituto di Cultura e soprattutto grazie a Giovanna che me l'ha proposto, che io ne parlavo sempre, dicevo sempre io devo fare questo libro, devo mettere assieme, poi Giovanna che è molto più pratica, ha molte donne, ho detto, ma lo faccio io, Nel senso pratico, facciamo. facciamo, no? No, ma cioè, mi sento un piccolo, diciamo, conseguimento personale, diciamo così, che mi dà una gratificazione morale molto, molto forte. Anche una motivazione però, credo, sì, no? motivazione che mi basta per andare avanti, voglio dire. Qualche volta queste battute sono state pubblicate, le ho numerate 6 volte sul Fatto Quotidiano, quella è un'altra piccola, diciamo, motivazione ad andare avanti, cioè significa che a qualcuno possono più o meno piacere, anche se alcune sono un po' cattivelle onestamente. Per quanto possono essere cattive, è inarrivabile, sono stupende, inarrivabile la cattiveria di quelli che sono dedicati. Ed è un pezzo dedicato a dei migranti morti. Allora, Berlusconi, che è tanto nominato nel tuo libro, anche perché insomma è sul quello quale che... è difficile fare satira secondo me, perché oggettivamente più grottesco di lui è difficile proprio, però lui ogni tanto ci sorprende, questi colpi d'ala. Questa è bellissima, però questa qua la devo dire. Sì. Berlusconi, dentiere gratis per tutti, 1 milione di nuovi ponti di lavoro. Questo è un riso del mezz'ora. Napolitano, anche i detenuti preoccupati per il paese telefonano alla cancellieri per tenerla su. Si ride, ma si ride amaro, no? Sì, cioè è il riso amaro di Ennio Flaiano.
italiano. Una specie insomma. di sfogatoio effettivamente. Pesce d'aprile del TG1. Oggi darà solo notizie vere. D'Alema a Berlusconi. Basta segreti, si amano. Anche questa è caruccia. Bancarotta, indagato il padre di Renzi. Non gliene va bene una, povero Silvio.